Sì, dispiace più che altro per le ragazze perché hanno fatto una grandissima prestazione, abbiamo recuperato un gol all'Inter, abbiamo creato situazioni per poterla chiudere, purtroppo non ci siamo riusciti e loro si sono inventati un gol con una giocatrice secondo me fortissima come Tatiana Bonetti che ha pareggiato la partita, però ripeto, niente da dire alle ragazze, sono veramente felice, l'importante era muovere la classifica, lo abbiamo fatto con una prestazione convincente dopo una partita dove avevamo perso con la Juve che avevamo speso molto a livello sia fisico che mentale, l'abbiamo ripetuta oggi e quindi nel cerchio ho detto alle ragazze che gli voglio bene come se fossi suo papà. Sì, ma stavamo giocando anche lì bene, però eravamo poco incisive, quindi ho dovuto cambiare qualcosa, ho tolto un difensore come Orsi e Brignoli, il centrocampista, per mettere Nanoka che ha fatto bene il secondo tempo come trequartista e alzare un po' più il baricentro, quindi mettere un trequartista con le due punte. Diciamo che la scelta si è rivelata giusta e poi niente, la prestazione è stata fatta. Adesso non so se ricordo bene, ma credo che l'anno scorso avevamo girato, se non sbaglio, 25 punti come quest'anno, quindi siamo in linea con quello che era il campionato dell'anno scorso, che è stato un campionato straordinario, quindi vuol dire che anche quest'anno stiamo ripetendo qualcosa di straordinario come è stato fatto lo scorso anno. Abbiamo una Coppa Italia che ci teniamo molto a passare il turno, giocheremo a Como, come ho detto in altre situazioni, in altre circostanze, il Como è una squadra di Serie A prestata alla Serie B, è una squadra che ha giocatrici forti, siamo obbligati a vincere, quindi meglio così perché a me piace giocare per vincere. Sì, era partita difficile, ma siamo tristi perché abbiamo ricevuto gol ultimo minuto, allora per noi erano importanti 3 punti e abbiamo solo uno, allora siamo tristi. Sì, sono felice per il gol perché io aiuto la mia squadra, ma sì, come io ho detto prima, sono triste per il risultato, ma sì, dai, andiamo avanti. Sì, sono d'accordo, sono felice per la nostra risposta secondo tempo. Sì, ma penso che abbiamo giocato bene questo campionato. Speriamo che dopo l'anno prossimo abbiamo continuare con questa strada. Per noi la settimana prossima è partita importante perché noi vogliamo vincere Coppa Italia, allora dobbiamo vincere anche questa partita contro Como.